Livio Pugioni con l'Ogudorese, è appena finita, si è conclusa da poco la presentazione dei stalloni, abbiamo visto anche lui, è una delle novità quest'anno qua a Suppaggio per conto di Asvis Sardegna, un ritorno se non sbaglio, giusto? Sì, lui è stato qua nel 2014, quando io ero in America. L'anno scorso è andato alla stazione di Foresta Burgos e quest'anno di concerto con l'Asi abbiamo deciso di portarlo qua al Sieri per dargli, credo, l'opportunità che merita un cavallo del genere, almeno per quello che ha fatto vedere in corsa e comunque anche in razza. Speriamo che venga apprezzato dagli allevatori quest'anno, perché secondo me un cavallo del genere se lo merita, più che altro per quella che è stata la sua carriera, soprattutto in corsa, che in pochi hanno ottenuto questi risultati. Secondo te perché dovrebbero dare l'Ogudorese? Ma allora, innanzitutto fisicamente è un cavallo che si discosta tanto morfologicamente dagli arabi normali, classici, diciamo, perché è un cavallo che è un po' più grande, un po' più grosso, poi è molto corretto e comunque ha trasmesso tanto anche ai suoi figli questo, la correttezza. E poi i risultati, perché alla fine non ha coperto tanto, però fra vincitori e piazzati comunque ha delle percentuali altissime. E le poche madri che hanno iniziato a produrre dei figli, cioè hanno iniziato a dare dei vincitori, e comunque sia negli arabi sia in purezza che con l'anglo-arabo. In questo caso l'Ugudorese abbiamo visto nella sua produzione di anglo-arabi che comunque qualcosa l'ha fatta vedere, anche se comunque col numero ristretto non si può neanche pretendere di avere grossi risultati. Diciamo che le cavalle che ha coperto sia in corsa, comunque in endurance, arabi, anglo-arabi, i risultati li ha dati. Giustamente io spero che venga apprezzato un po' di più, ma più che altro perché comunque poi, come spesso capita, rimpiangiamo quello che abbiamo quando poi non ce l'abbiamo più. Certo, questo è l'Ogudorese, figlio di Bonorvese, come detto, la madre Unichedda, insomma, proviene da una buonissima genealogia, la madre Lortania ha prodotto anche un doppio vincitore del Palio di Siena, questo per ricollegarci comunque che è il pedigree che ha incrociato bene con l'anglo-arabo, quindi anche questo è un messaggio che deve passare, soprattutto per chi cerca nella selezione di nuovo il fondo arabo con la fonda inglese. Livio, certo la propaganda va a tuo favore, come è giusto che sia, per chi è proprietario di riproduttori, però sicuramente è un bel messaggio che passa da parte del Gudorese, che è destinato a tutti gli allevatori. Certo.